Era al volante della sua auto d'epoca, una Lancia Fulvia Coupé, quando, forse a causa di un malore o per un guasto tecnico, ha perso improvvisamente il controllo della sua auto ed è sbandato verso destra, finendo così in laguna. Prima di precipitare in acqua, poco dopo le 11:30 di questa mattina, l'auto ha sfiorato un ragazzo, Alessandro Zago, che stava camminando sul marciapiede. Pochi istanti e la vettura si è inabissata al Lido di Venezia in Riviera Santa Maria Elisabetta, nonostante le urla di alcuni passanti stessero disperatamente cercando di fermare una barca di passaggio per chiedere aiuto. Così è morto Enrico Magliocco, 80 anni, storico barista veneziano di Sant'Elena, da anni in pensione e da 12 anni residente al Lido, cugino di Roberto Magliocco, indimenticabile presidente dell'Arcom di Venezia. Il primo ad attivare i soccorsi è stato il consigliere di municipalità Angelo Sabato, che transitava in quella zona e così racconta gli istanti immediatamente successivi alla tragedia. Ero di ritorno verso casa con mia moglie e all'altezza del patronato di Santa Maria Elisabetta vedo delle persone con fare anomalo. Gridavano che era caduta in acqua un'auto. Spiegai anche ai vigili del fuoco quello che era accaduto. E dopo poco mi chiama la Polizia di Stato, che poi tra l'altro sono stati anche i primi ad arrivare assieme ai vigili del fuoco, e da lì in poi non ho potuto fare altro che sperare per il povero malcapitato. Purtroppo però non c'è stato niente da fare, ancora un altro dramma al Lido di Venezia. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia di Stato, polizia locale, carabinieri, capitaneria di porto e guardia di finanza. Quando l'uomo è stato recuperato senza vita, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. L'auto è stata recuperata con una gru, la salma del pensionato messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.